Centro Titi, siamo a Umag in Croazia, lo Spring Break Invasion, siamo venuti a chiedere come si conquista in spiaggia. Ho i tatuaggi con la lingua, vedi? Ah, i tatuaggi con la lingua. Io approccio con questi. Si attacca qua e si lecca. Funziona un casino. Fai un giro qua, vedi quante ce ne sono che ce l'hanno. A forza di finire la persona, prima o poi può succedere. Beh, guardami, non vedi, tac, c'è il pigiama, adesso 4 giorni che non lo tolgo, quindi... DMX Bros. Vai con la marchetta. Ma mi lasci almeno l'adesivo, E ne ho uno solo. Ah, vuoi la marchetta e ti tieni pure l'adesivo? Scusa, vuoi un drink? Se lei accetta, bene, se no vai a bere tu da solo. Prima cosa non si offrono i drink, sono là solo per farci offrire da bere. E dopo vanno via, loro vogliono solo bere, perché spendi soldi per niente. Fagli vedere l'esperienza. L'uomo pelato piace, non sono bello, piaccio. Si va in spiaggia, si beve un mojito, la si guarda negli occhi, si prende il ghiaccio, lo si butta per terra e gli si dice: ok, il ghiaccio l'abbiamo rotto, possiamo andare in camera. Ah, funziona sta tecnica? Dai che è venerdì, andiamo via in barca! Oggi hai conquistato lei in barca. È vero. No. Beh, insomma. Yeah. Se non avessi lei... Dai che è venerdì, figa nastro! Amore, sei solo te. Basta lo sguardo. Guardo Trevigiano, il migliore. A fare un po' lo stronzo, quindi un po' il vago. Ti domandi il nome e cognome, ti trovo su Instagram, la cerchi, determini in base al profilo i suoi gusti, fai una sorta di intelligence, analizzi la ragazza, l'approcci in relazione ai suoi gusti, Qui te sei uno 007 della Mona. analizzi e attacchi, c'è un lavoro particolare. Io cucino la carbonara. Capito? Guanciale, uovo, pecorino, cioè. A te diciamo che più che pecorino, pecorina. Infilare le dita nell'orecchio, che è intimo, capisce le tue emozioni e quindi dopo sicuramente si sente molto più attaccato a te. E tu fai ciao. Sì. E poi lei, wow. Hai la mano secca, ti metti un po' di crema. Funziona sta tecnica. Bah, per stasera no, però più avanti magari funzionerà. Scusa, sono timido, non so cosa dire, mi spiace e fa tutte le ore. Ti avanti te vai degli occhi, te grisi, te che degli occhi così bei che te mangiari e te. E così di solito si è presa. Ah, si sciolgono così. Sì. Come il burro in te a padea. Vai, fai partire. Partito. Conoscenza perché... Bisogna cavarsi fuori prima, senza maglietta, con le braghette corte, buonarla e parlare un attimo, che poi vi da bere e te speri che vi accettano. La tuta da lavoro è infallibile, fioi! Soprattutto se è marcata New Holland! New Holland agricoltura! Quindi- Agricoltura proprio, un bel tour si fa! Lo stile ruspante non fallisci. Vabbè, non si fallisce, no? Qua avresti... È il mondo del detector, per conquistarla... Tu segni anche a te? Qualcuno ci vuole provare, bisogna sempre che abbia già qualcosa da dire, non può di venire là, ciao piacere amico, sono Marco. Non è il fatto di piacermi o non piacermi, è il fatto di se sei simpatico hai già una marcia in più. E se è antipatico e bello, no. Usi il cane, magari lo tieni in braccio se è piccolino, le vai lì e le fai... Scusa, mi sono dimenticato il cellulare da quella parte. Mi chiami che non è mio qua, non l'ho trovato in giro. Chiama il numero di cellulare che c'è sulla targhetta, suona sul tuo e già il numero e dopo ci provi. E invece se devi conquistare una straniera? 7-8 bottiglie e parli anche lo strogoto. My name e poi basta, è finita. Funziona sempre. Ah, non funziona sempre. No. Bisogna bere e dopo l'inglese sale. Perché parlo diretto? Tedesco a birra, oh, io bevo a birra. You is beautiful, no, tu sei. Visto è piaciuto. Diciamo che quando sei in un grado accettabile la cosa, diventi madrelingua. In qualche modo si fa lo stesso anche a gesti. Guardate negli occhi, palla per Del Piero, palla sotto il 7, i mondiali diciamo noi. E loro sono già bagnate. Ball for Del Piero, tira gir, sotto under the 7. Under the 7? 6. And room, go to the room. E piangere come lo diresti in inglese? Criare. I have a surprise. Secondo te funziona? Era meglio il venerdì. I have a surprise for the Friday. Quello lavoro più di praticità. Less intelligence and more Negroni. Negroni is the drink. È il tuo preferito? Yeah. Spendi poco e funziona tanto. Non parlare neanche italiano, se fa dire che parlo inglese. Siamo proprio fuori settore, proprio non grida fuori.
Niente, abbandono la nave. Che fai? Così, e te che fai? La tecnica della stessa frase. Sì, però tradotta a gesti. My eyes, cold, fuoco, scioglie, tit, fuoco sì. 3 robe messe insieme, sale il panino, fatta a frittata, a posto. Come on your face, come. Proviamo a Motti, ma è molto difficile, c'è sempre una buca fin adesso con gli stranieri. Come with me with my tractor. Che frase le diresti a una straniera per colpirla? I eat you. Ti colpisco. Please, can you call the number of the dog? Prende sul telefono che chiama. E tu cosa rispondi? Do you want a cup of prosecco? Ma poi noi siamo veneti, cioè, non dobbiamo spiegare. Basta guardarli negli occhi alle persone. Loro hanno già capito tutto. E gli dici go room. Go room.